Una lunga storia ed una tradizione consolidata, una grande festa ieri sera al carcere Pedrosa di Agrigento per il bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria che assolve considerevoli funzioni, dalla gestione della pubblica sicurezza al controllo dei detenuti che si ritrovano in condizioni restrittive. Presenti all'evento le più alte cariche istituzionali del territorio, il sindaco Lillo Firetto, il prefetto Nicola Diomede, il sostituto procuratore Carlo Cinque, il comandante Giuseppe Lofaro ed il direttore della casa circondariale, il dottor Aldo Tiralongo. Ecco, un momento importante, consuntivo di fine anno, e si festeggia anche il bicentenario del Corpo della Polizia Penitenziaria. Ma la Polizia Penitenziaria, al pari delle altre forze di polizia, svolge un ruolo molto importante nel nostro territorio. Questa casa circondariale è assolutamente vitale nel sistema penitenziario, ne abbiamo un'altra in provincia a Sciacca e il lavoro che svolgono gli agenti e gli ufficiali della Polizia Penitenziaria è molto delicato ed è molto importante. Ecco, l'importante è che questo lavoro, questa dimensione del loro servizio non rimanga chiusa all'interno, come si dice in gergo, delle carceri, ma venga anche aperto così com'è anche alla cittadinanza. Quindi questa festa, questo momento comune è proprio un bel segno di apertura e ampliamento nella tradizione. È una celebrazione importante perché ricorre il 200° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. In un momento particolare perché dopo la grave crisi di qualche anno fa, del sovraffollamento degli istituti penitenziari d'Italia, adesso dopo aver posto rimedio in qualche modo è arrivato ad una popolazione detenuta che poteva essere ben mantenuta all'interno degli istituti, adesso il trend è andato nuovamente a crescere. Questo ci impegna nuovamente per cercare di mantenere sempre la sicurezza, l'ordine e la disciplina, non facendo mancare però quegli spazi di agibilità per le attività trattamentali, perché il nostro compito è anche quello di recuperare i detenuti. Si può dire che il carcere di Agrigento è un carcere tranquillo, fra virgolette? No, tranquillo no, non possiamo dire un carcere tranquillo perché abbiamo situazioni di criticità elevatissime rispetto anche ad altre realtà dove dobbiamo per forza mettere tutto il nostro impegno per risolvere situazioni veramente critiche e dove si ha in gioco la vita delle persone. L'evento è stato allietato dagli studenti dell'alberghiero Ambrosini di Favara, guidato dalla dottoressa Milena Siracusa, che hanno allestito un degno banchetto. Nel corso della manifestazione sono stati premiati l'assistente capo Antonio Vento, l'ispettore capo Girolamo La Rocca, l'assistente capo Luigi Marchica, l'assistente capo Salvatore Romano, distintisi per le loro qualità in servizio. Verranno date dei riconoscimenti in base a delle valutazioni fatte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma a personale che si è particolarmente distinto sia nell'espletamento del proprio dovere in servizio, ma ce n'è un riconoscimento che riguarda un'attività svolta da un dipendente, da un assistente capo fuori servizio che è riuscito a salvare una persona che voleva suicidarsi.